Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. E da Edward Van Helgen. Grande, è tornato John Helgen, vai Gio, andiamo intanto. Siamo su Battlefield 3, modalità Team Deathmatch. A fazioni, solita mappa, l'unica mappa che posso fare tutto a cannone senza avere problemi di lag. Non chiedetemi il perché ragazzi, perché non lo so. Però andiamo. Tutto a cannone addirittura. Sì sì, tutto super il mappa. Ucciso un nemico e vai. Guarda raga, tu non lo sai Edward, ma c'è una disputa che praticamente devo riuscire a fare uno score migliore, tipo un'uccisione in più rispetto alla morte, no? Tipo 10 kill e 8 uccisioni, no? E poi non ce la faccio. È il tuo nuovo obiettivo? Non ce la faccio mai però, sono proprio una pippa obesa. Obesa. Sì. Merda i colpi. Finite i colpi. Dai Gio. Vediamo di stare un po' vicini. Sì, dove sei? Conquista il mondo Gio. Conquisto il mondo. Eccolo là Marchino. Sai che in questa mappa ci sono molte persone con il fucile a pompa in questi container. Che piace a pompa. Merda, hai un po' di medicine? Puoi lanciarmele? Aspetta. Attenzione. Ecco, bella, mi ha segato. Anzi, ti ha segato tutti e due. Ma dai. Ero senza vita. Che pippe che siamo. Mamma mia. Eccolo qua, Comendone davanti a me. Merda, occhio, occhio, occhio. Beh, No. l'ho ucciso. Prega che ti do qual era il tasto, non me lo ricordo più. Vabbè. Non mi ricordo più una sega. Ce l'hai fatta? Un'altra è stata. Merda, ma vaffanculo, stronzo di merda. Comunque ragazzi ho un piccolo dubbio. Non so se comprare allora, tipo aggiornare il PC grande con la 680, altri 6 GB di RAM, lettore Blu-ray, o se comprare invece un bel portatile di quelli fighi, così da poter nerdare anche mentre faccio la doccia, mentre sono a letto, mentre magari faccio certe altre cose. Quindi ragazzi un consiglio. Con la doccia con l'Asus. Ma sì. Quindi ragazzi un consiglio per il Comendone veneziano rincoglionito. Io gli ho consigliato un bel portatile Asus. Ne ho visto uno figo, cazzo. Sì, ma mi stanno segando, ragazzi. Chi se ne frega della partita, divertiamoci e vaneggiamo, perché se non si devono vedere i risultati di questa partita, veramente è da piangere. Purtroppo a Battlefield sono una pippa. Vediamo un po' dov'è Comendone, eccolo qui. Ma muori, ma dai, però vedi sta gente che sboccia, ha rotto i coglioni sta gente. Cioè sta gente non fa altro che giocare e rompe i coglioni. Andate a lavorare, barboni. A lavorare. Barboni. A lavorare. Ecco, cagate comendiane, dai. Dai di cagata comendiana. Dai di cagata comendiana. E muori, zoccola. Ma è la prima partita che facciamo insieme su Battlefield, vero? Penso di sì, Gio. Siamo in testa! Siamo in testa! Io ne ho fatte diverse, ma in questa mappa mai veramente. Questa è la mappa by Comenda, questa. Dov'è lo stronzo? Ah, ecco perché non riusciva a entrare, mi diceva proprietà del Comenda. Sì. Sì. Mi ha salvato qualcuno, non so chi. Io sono stato. Grande. Attenzione! Uccidilo! Dov'è? Dai! Sta avvenendo dietro di te. Merda! Merda, l'ho ucciso, che culo di merda! Che culo! No. Che culo, culissimo. Culissimo. Che cazzo mi spara questo? Vedi questa, È una mappa pericolosa perché puoi essere ucciso di dietro immediatamente. Dove sei? Eccolo lì, Comendone, guardate che figo. Merda! Niente, sì, però sta gente, ragazzi, ha rotto le balle, ha rotto le balle. Devono fare due classi, cioè classe nerd e classe nabbetti. Noi siamo i nabbetti, cazzo. Sì, io avevo di proporzioni bibliche. Io sono un abbetto di proporzioni bibliche. Assistenza da lontano. Era da un bel po' che non facevo video vabbè, ma li ho sparato 1000 volte, però dai. Eccolo, salviamo al Comendone. Grazie. Ecco. Sì, ma sta gente non ha un cazzo da fare nella vita. Salviamo. Bisogna incazzarci. No, avevo il defibrillatore in mano. Ecco.
Merda. Dicevi? Che mi stanno segando dappertutto sta gente. La gente sta ferma, no? Invece che a me piace correre, cazzeggiare, cioè, dovevo fare una modalità cazzeggio, cioè... Invece non c'è su Battlefield, Purtroppo ancora non l'hanno inventata. Cioè, mi sta sulle balle, sta roba. Sono rotto le balle, cioè, Battlefield mi nervosisce. Vediamo, qua vicino ai container, sti stronzi. Mamma mia. 6-11 hai fatto, eh? Sì, no, proprio uno score da nabetto. Eccolo lì. E lo uccide. Stai attento. E l'assistenza... da dietro, occhio. Sto Ralph di merda. Prima regola della difesa, sempre attenzione dietro. E no, la prima regola di tutto, anche a letto, sempre attenzione dietro. Ricordatelo, Il raga. comandone. Attenzione. L'hai visto? No. Merda. Spari alla cieca. Bravo. No, proprio sì, Merda. però. Madonna, che nervi, che nervi. Highlander è questo. Immortale. Mamma mia. Proprio immortale, non muore. Attenzione, dietro di te. Ehi, si sta riempiendo di nemici. Attenzione, eh. Mettiti un bel fucile a pompa in mano. È Viene ammazzato, è il morto. tempo di arrivare da te. E si gode. No, ma arrivo io e mi ammazzano. Ma... Madonna, che nervi. Impossibile. Oh, mi raccomando, cerca di prendere Magic così ci facciamo un po' di partitine insieme, eh. Se ce la faccio volentieri, ora, veramente. Merda, ciao, sì. 8-14. Guarda, c'è John Elgin. Forte John Elgin, Che ho fatto? Anzi, è una delle peggiori partite che sto giocando. Ma sì, ma spada alla cazzo, però. Niente, proprio questi giochi non riesco a concepire perché non fa, cioè devono fare la modalità vaneggio, cioè dove prima di morire ci metti 30 anni ti diverti a sparare, ecco, così dal nulla, ciao, bello. Ah. Ehi, 3 colpi di fucile a pompa non si muore, eh. Allora, Gio, te lo dico, appena muoio basta, chiudiamo il video, eh. Finché non crepo, andiamo avanti. Ok. Allora mi sembra che durerà poco il video. Sì, direi molto poco, cara. È finito, infatti. Ma perché? Ma che pippa che so. Dai ragazzi, ho fatto questo video con Edo perché avevo voglia, insomma, di cazzeggiare un po'. Visto che da un po' che, insomma, non c'erano video con più persone. E niente, io volevo fare con Edward il campionato di Formula 1 online, però chiaramente Edward è già impegnato col suo, quindi la vedo un po' difficile, poi ho problemi di lag, quindi non lo so sinceramente, però sembra una buona idea. Ma probabilmente ci vedrete su altre serie. Vediamo se Comendone ritorna al vecchio e buon Magic con... Dai. Alla fine ci faccio magari. un pensierino. Sì, perché ho l'11 e il 12, ma ricompro anche il 13, tanto per 9 euro e giochiamo. Ormai facciamo cifra tonda, no? Hai fatto 30, fai 31, no? Ecco, dai raga. Il detto. Un saluto dal Comendone. Ciao! Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Viva John Elgin.